Mandi, mandi, dal disegno per Furlan, che tu ti visi quando tu sei lontano, non tu vioderà, cui sapere troppo. Buonasera a tutti e ben chiamati a questa seconda puntata del corso Imparin il Furlan. Mi auguro che siete in tanti a tialare la trasmissione perché oggi nota contare delle robe interessanti. La volta è stata, perché non ho potuto ascoltare, abbiamo detto tante robe sulla questione della lingua. Abbiamo detto che sono i registri comunicativi della nostra regione, qua che sono, vale a dire il Furlan, il Veneto, l'italiano, in certe zone di confine slavo e il tedesco. Abbiamo imparato che ci 4 varietà del Furlan, il Furlan centrale, quello occidentale, quello orientale e il Furlan terniel. Abbiamo cercato di spiegare il significato delle parole coine, che tante sono state droppate, e abbiamo scoperto le caratteristiche che aveva una lingua per essere definita tale, vale a dire un territorio che viene chiacchierato, una popolazione, una sola letteratura e il riconoscimento del Stato. Per finire abbiamo chiacchierato la legge regionale e di che nazionale che riconosce la lingua furlana. E a questo proposito, una raccomandazione che certe volte non si è detta, facete caso che in tante pubblicazioni, in tante attività che vengono portate in davanti in Furlan, si è scritto. Questa pubblicazione è stata resa possibile grazie alla legge regionale 1596. Come sapete, anche per cecca viene scritta questa frasutta. E dopo vi fatto che in Furlan si chiama un struc, vale a dire un sunto di ciò che viene detto la volta stata, passiamo all'argomento di oggi. Scopriremo insieme che sono le caratteristiche della lingua furlana, che la rendono così particolare. In sostanza, acchiatteremo e aiuteremo insieme 4 elementi. Il primo elemento, che aiuteremo ben dopo, è il pleonastic, vale a dire l'indoppleamento del soggetto, e dopo aiuteremo ben ciò che si intende. Ad esempio, io vi dico perché avevo bisogno di idea, perché non studiate già la televisione con la parola pleonastic. Quando noi diciamo io a voi, a dropping rispetto all'italiano io vado, anche un'altra letteruta tal miec, che non è nuovo che la ripetizione del soggetto. In tal lingua ufficiale, in tacoinè, si dice io o voi. E quindi le come di 2 volte io, voi. Questo è il pleonastic. Come tornate in PA per piacere. Dopo, la seconda roba sono i sons che vengono chiamati prepalatali, però non sono robe difficili, non è nuovo che i sons chi di chian e gli di giat. Un'altra caratteristica del Furlan, a proposito dei sons chi e gli, io scrivo così tutti sanno, questo è il chi e questo è il gli. Le parole che ho portato come esempi sono il chian, che sono le più famose per scoprire queste 2, e il giat. Eccoci. Dopo, il Furlan ha chiamato un'altra caratteristica, vale a dire le vocali lunghe. Bisogna dire che tutte le vocali possono chiappare il suon lungo, anche se in qualche vocale, in qualche varietà, la vocale lunga si trasforma. Cioè si intende per vocali lunghe? Si intende in maniera che sia chiaro quando si scriverà con che avviene dette la chiasutte per ore. E sono tutte queste vocali che in Furlan hanno la caratteristica di essere lunghe. Vale a dire, il suono da voce si ferma un momentino di più. Ad esempio, la parola furlana fred, che è la varietà ufficiale, fred,
Oppure la parola ufficiale vuoi, che vuol dire freddo e oggi, da noi in chiarne si trasforma in freight e vuoi. Se hai sua forza, ad esempio, si interessa di c'è friat che le vuio. E colore che la vocale lunga E di fred si è trasformata qui in EI e la vocale lunga qui si è trasformata anche qui in EI. Dipende chiaramente dalle varianti. Bisogna anche tenere a mente che ogni paese ha il suo modo di dire una parola. Basta fare, ad esempio, in chiarnia qualche chilometro che cambino parole e moods di dire. Allora, ripetendo le caratteristiche principali del furlan, abbiamo detto che abbiamo il pleonastic, vale a dire l'indoppiamento del soggetto, i sons che e die, di chian e di giap, le vocali lunghe e per finire andiamo una roba che si chiama il plural sigmatic. Vale a dire che la gran parte delle parole furlanes formano il plural semplicemente giuntando una S. Se ad esempio scrivo il frutto, il plural sarà i fruits. Il fatto che per fare il plural si giunti una S al parola singolare è una delle caratteristiche della lingua furlana. Attenzione, non vi pensare che tutte le parole furlane affettino il plural in questa maniera, ma la ringa scuvierge plan plan anche le eccezioni, perché come tutte le lingue, anche il furlan ha le sue eccezioni. Usnot, per cominciare la fonte del mondo della lingua furlana, io darei ben cercare il pleonastic, che parole che ho fatto schiampare insomma prima. La prima da queste 4 caratteristiche che abbiamo elencato. Per poterlo spiegare bene, allora insieme a coniugare il verbo essi, essere. Così scuviergeremo anche qua che sono i pronomi personali, vale a dire io, tu, lui. E cercheremo di farlo droppando che abbiamo chiamato la coine. Però dopo l'antindavanti e dal corso di trasmissione a dare sempre spazi a che sono le varietà locali, al chiarniel, che si chiacchiera. Allora, se noi capiamo il verbo essi, che vuol dire essere, no? A pudin là scrivi la coniugazione e attenzione, a scrivere io o soi. Lo sai che qui non si dice così, ma bisogna scrivere come che insegnano ufficialmente. Dopo noi daremo anche respira che sono le varietà locali. Tu sei. Dopo lui al e oppure ie per dire femminile e ie. Dopo no o sin vo oppure si dice anche voaltris o ses e per finire lor a son. Us hai detto che a chiacchierare dal pleonastic e a chiacchierare vengono stati queste parole che io ho scritto qui che comune a sottolineare di modo che sia più chiaro qual che è. Che succede? Il pleonastic, avendo detto queste parole difficili, non è nuovo che l'indoppiamento dal soggetto. È come se io dicessi io soi, tu sei, lui è. Cioè, è come che il soggetto venisse ripetuto svolte per marcarlo in che modi più. È chiaro che dopo ogni paese ha la sua varietà.
Io ad esempio non dici io o soi, ma io dici io a sei. E qui hanno le varietà di ogni singolo paese, perché ad esempio a 10 dicono io i sei. Ma queste parolette che ti attingono qui è sempre che ha in ta varietà del puesto là che vendete. Allora, un ripeti due volte, un marca in che modo più il soggetto. Ad ogni modo, che vocale che si chiama qui d'ogni volta si dice ma se io raddoppio il soggetto, vorrei che ti scritto sempre io soi, tu sei, che è l'unica che è restata, lui è, ma chiaramente invece sapete che le lingue, quella dal tempo, hanno anche dei cambiamenti, a moving, e questo è succeduto, a forza di chiacchierare e di dire io soi, alla fine non si sentiva più questa seconda i dal soggetto, è colata e dal modo di chiacchierare è restato io o soi, che su da noi è diventato io a sei o io i sei. All'inizio, us dice che quando si studia una lingua insomma è difficile e per questo io us domandi anche di portare pazienza perché come abbiamo detto bisogna fare sempre un passut alla volta. Insieme a Cirarin di scoprire il perché di tante robe che tutti si usati a dire ma che nessuno magari non us ha mai spiegato, che qualcuno non us ha dato una spiegazione e non si è mai arrivato ad ora di capire che era ben. Io mi auguro di essere anche a vonda clara perché non è difficile, cioè non è facile arrivare ad ora di spiegare una roba difficile in modo che sia clara a tutti. Anzi, se avessi qualche domanda, potete sempre telefonare o mandare una letterutta e dire io vorrei sapere come si scrive queste parole, oppure noi capisci che avete detto in questa trasmissione numero 2 e io tornerei a ripetere come cosa hai detto. Per questa volta, per questa lezione, la seconda puntata, basta che avete imparato che ogni volta che si droppa un pronome personale soggetto, subito dopo aggiattai queste parolette che vengono fuori naturali perché comunque le usate a chiacchierare la lingua da sempre alla dice queste parolette senza sapere che in realtà avendo definito con una che potrebbe essere quasi una parolata il pleonastico come cosa hai detto però per gli studiosi questa è la sua definizione. La prossima volta, ricordate che poi si nota se per caso siete interessati, a chiacchierare dei suons prepalatai, che sarebbero i famosi Q di Chiang e G di Giat, che vengono nominati prima. E io darin perché si scrivono così, cioè mai che si scrive una C con una I lunghe d'onde e una G con una I lunghe d'onde. E us raccomando di tenere conto della vostra lingua, per il fatto che una lingua è viva, ricordate, fin tremai che viene chiacchierata. E come us saluti sempre con un bel modo di cui che fa il bene, ricordate, lo chiate, mandi a prossima puntata. Mandi, dal disegno per furlare. Che tu ti visi quando tu sei lontano, non tu viodarás, cui sapere troppo.